Nella parte estrema del Veneto, in Alto Polesine, c'è un'area identificata nei comuni di Bergantino e Melara, rinomata e conosciuta in tutta Europa per la creazione di quelle incredibili attrezzature tanto ammirate nei più prestigiosi parchi giochi. Il cosiddetto distretto della giostra, per 4 giorni, è stato al centro dell'attenzione internazionale con decine di buyers, ovvero compratori, provenienti da varie parti del mondo, tra cui Turchia, Qatar e Australia. Beyond the Future, oltre il futuro, lo slogan che ha accompagnato la cerimonia, in cui è stato consegnato un terminale informatico al Museo della Giostra, al culmine dell'edizione 2014 del meeting di settore, in cui è stata ribadita la fama di autentici maestri del divertimento in questa non proprio conosciutissima parte di Veneto e d'Italia al confine con Lombardia ed Emilia. Grazie alla CNA di Rovigo, da quasi 3 lustri, è in corso un'intensa attività di promozione per la 70ina di aziende del settore, capaci di dare lavoro a 500 addetti, in un'area che ospita una fetta significativa della produzione nazionale rilevante in ambito continentale. Il merito di questi artigiani, targati Rovigo, è stato quello di aver fatto sistema in grado di resistere alla crisi. E a proposito di slogan, anche i piccoli diventano grandi, ha trovato fertile terreno di diffusione in un simile contesto, dove operatori dai paesi scandinavi, dal Regno Unito e dalla Francia, ma pure dall'America Latina, sono confluiti numerosi e particolarmente interessati ad un comparto che ha anticipato nell'occasione l'Expo 2015, dove anche il settore del divertimento ed intrattenimento reciterà un ruolo significativo grazie all'iniziativa congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, che allargherà ulteriormente gli orizzonti geografici della giostra alto-polesana al Medio Oriente e all'Asia. Ciò significherà alimentare un mercato importante per l'Italia in chiave turistico-territoriale, incentivando la presenza di parchi giochi nel nostro paese, ancora troppo pochi per evitare che gran parte della produzione continui a finire all'estero.